Allora, siamo in un'antichissima meridiana a Porto Colombo e che poi vi faccio vedere dove probabilmente veniva infisso il palo. Vicino alla meridiana, che è costituita da queste pietre circolari disposte in maniera circolare, non so descriverla, non ve la so descrivere bene, ma è un posto strano, carico di energia. Allora, qua vicino, ecco, c'è questa roccia che è piena di coppelle. Guardate un po' che meraviglia, vedete? Tutta piena di coppelle anche qua. Non si vedono benissimo, però vi assicuro che ci sono. Per esempio qua ce n'è un'altra. E vicino a questa struttura, a parte questi meravigliosi fiori che la circondano e che la rendono ancora più bella, è pieno di, vedete, cocci che chiaramente rimarranno qua, è inutile dirlo, però guardate quanti ne ho trovato. Un altro qua, guardate, e qua è proprio pieno di cocci. Anche questo è una parte della roccia, però questi sono decisamente cocci. Ma soprattutto la meraviglia di questa, mi faccio ombra col cellulare, ecco, guardate, bellissima.